Mi sono avvicinata all'agricoltura un po' per caso, in realtà. Avevo un lavoro, un posto fisso, ho una laurea in tecnologie alimentari, però insomma avevo un po' questo desiderio di cambiare, di fare qualcosa di mio e pian piano, gira e rigira, informati qua e là, ho visitato diverse realtà, alla fine mi sono un po' imbattuta in questa esperienza che ho voluto provare ad affrontare. Quindi nel 2014 ho aperto la partita IVA agricola e ho messo in piedi un po' questa piccola aziendina, un po' con l'idea di, diciamo, portarmi a casa uno stipendio per me stessa, principalmente. L'obiettivo, diciamo, primo è quello, quindi la mia azienda oggi copre poco più di 1 ettaro di terreno, di cui coltivati sono meno di 1 ettaro, circa 9.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati a meleto, frutteto in cui coltivo solamente mele, e gli altri 4.000 metri quadrati invece li dedico alla coltivazione delle orticole. Sono in conversione biologica, a luglio di quest'anno sarò ufficialmente biologica perché avrò terminato il periodo di conversione, e quindi così, un'avventura che è partita un po', che va pian piano, è partita piano, va avanti piano piano, però insomma cerco di farla a mia misura, ecco, di non fare il passo più lungo della gamba, come si dice. Io parto da zero, in realtà, parto da zero sia a livello agricolo che a livello proprio di agricoltura biologica, quindi per me le conoscenze agrarie erano pari a zero quasi. Però nel momento in cui mi sono avvicinata a questo lavoro non ho mai avuto dubbi sulle modalità di coltivazione che io volevo adottare, perché sono convinta che l'agricoltura biologica sia il minimo che ogni agricoltore dovrebbe fare per tutelare il territorio in cui viviamo e in cui lavoriamo anche noi agricoltori, perché se riusciamo a mantenerlo salubre e pulito abbiamo anche un'opportunità, secondo me, di appunto riuscire a mantenerlo e preservarlo per il futuro. Se si continua a buttare a prodotti chimici che il territorio, comunque l'ambiente, poi non è in grado di degradare, purtroppo pian piano, come dire, le prospettive secondo me peggioreranno, ecco. Quindi ho sempre avuto a cuore questo aspetto. Ho approfittato di questi soldi proprio per partire, in realtà, perché i 30.000 euro a fondo perduto li ho utilizzati interamente nell'impianto del frutteto, quindi per acquistare tutti i materiali, dai pali, fil di ferro, le reti, l'impianto di irrigazione, le piante, che essendo piante pluriennali ho potuto anche queste appunto pagarmele con questi soldi, e il lavoro della ditta che ha messo a dimora proprio il frutteto vero e proprio, che sono venuti a farmi i lavori. Quindi con questi soldi, e parte anche della recinzione, perché purtroppo abbiamo una elevata presenza di fauna selvatica e quindi bisogna difendersi in qualche maniera, e quindi parte di questi 30.000 euro li ho usati anche appunto per la recinzione. La misura 121 l'ho sfruttata per acquistare una cella frigorifera nella quale poi andare a stoccare le mele, perché comunque la produzione è abbastanza elevata e quindi c'è bisogno di conservarle per un periodo, insomma, abbastanza lungo, anche per poterle poi vendere in maniera graduale ai clienti, e quindi farli contenti, insomma, per un periodo un po' più lungo, ecco.